terminata con il risultato di 2-2 questa sfida di campionato tra Sporting Altramo e Atletico Club Palermo. Siamo qui con il tecnico della squadra di casa, mister Antonio Emmolo. Le chiediamo subito un giudizio sul match. Ma sinceramente è stato un match abbastanza strano per noi, perché abbiamo attaccato per tutta la partita e diciamo che noi queste squadre che vengono a difendersi ne soffriamo un poco, però realmente abbiamo preso gol su autogol e riprendere la partita in maniera così difficile, poi con un Mazzola oggi in forma strabiliante, direi. Però è una partita molto tosta, perché la partita in un certo senso già era tosta, perché diciamo, l'Athletic è un'ottima squadra, allenata bene, ha degli ottimi giocatori, degli ottimi under, però alla fine ci abbiamo provato a vincerla, ma non ci siamo riusciti. La sua squadra aveva già affrontato in realtà di Club Palermo in Coppa, risultato di 4-0, anzi 0-4 per essere più precisi. Le chiedo cosa ha trovato di diverso in questa formazione? Ma sinceramente diverso c'è stato solamente il risultato, perché il risultato, loro sono andati in svantaggio in Coppa e lì la partita era diversa, sul sintetico, magari aveva un altro appiglio quella partita lì, cioè è stata una partita molto diversa rispetto a questa di campionato. Ovviamente là abbiamo sofferto un po' di più in Coppa, e qua la partita è stata diversa perché loro avevano organizzato tutto su rimessa, ma perché sapevano che noi, diciamo, non ci nascondiamo, siamo una squadra che deve vincere un campionato, perciò così dovevano giocare, secondo il mio punto di vista. Adesso invece in campionato la prossima sfida è contro l'Isola Calcio a 5, come preparerà questa partita? Ma sinceramente andiamo sul sintetico ed è molto diverso rispetto al parquet. L'Isola è una squadra ben attrezzata, c'è dei giocatori di categoria. La prepareremo bene, intanto ci godiamo questo sabato di riposo finalmente, dopo tutte queste partite di Coppa, trasferta ad Agrigento, e lavoreremo bene per andare a fare tra 15 giorni questa partita con l'Isola.